Va ora in onda la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi. Cari tutti, buongiorno. Sono Laura Sossi, socioterapeuta, mediatore familiare, culturale e relazionale. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo della difficoltà esistenziale o difficoltà anche relazionale. Tutti noi, io mi accorgo quando parlo con delle persone, quando nel dialogo comune si affronta questo tema, cioè ci chiediamo il perché succedono determinate cose negative nella nostra società, il perché a volte c'è un senso di depressione nelle persone, nei ragazzi, perché c'è questo senso di scontentezza perenne, perché tutte le cose acquisiscono un valore in virtù della cosa ma non della persona. Ed è un tema che si ritrova nel dialogo comune, si ritrova a volte nelle persone che non riescono, ci si pone il quesito come mai, perché cos'è che è venuto a mancare, cos'è che crea tanto dolore o difficoltà o disagio esistenziale. L'altro giorno ho sentito un intervento molto interessante a mio avviso, di Massimo Recalcati. Del dottor Massimo Recalcati, è un psicoanalista di formazione lacaniana che oltre a chiaramente esercitare la sua professione insegna e ha creato dei centri anche di ascolto. Lui parlava del concetto di desiderio ed è una cosa che mi ha fatto molto pensare, che vorrei oggi dialogare con voi. Lui esprime l'idea, il pensiero che viene a mancare negli adolescenti di oggi e a volte anche negli adulti il desiderio, in quanto il desiderio, adesso io forse elaborerò in maniera non perfetta quello che è il suo concetto, però spero di rendere il senso di quello che stiamo parlando. In pratica lui dice che nelle persone, negli adolescenti, non c'è più il desiderio, si riferisce al fatto che molti ragazzi soffrono di disagi, di depressione, di anoressia, di bulimia e questo anche ovviamente anche delle persone adulte. Che cos'è che incide nel non aver desiderio? In pratica si crea un vuoto, il vuoto esistenziale. Lui dice che questo è dovuto alla nostra società di oggi, dove vengono presentati continuamente dei prodotti nuovi, delle cose, dico cose proprio per indicare un qualcosa di costruito, non un qualcosa di intellettuale. Continuamente degli input di acquisto di cose nuove, compri un prodotto, poco dopo questo prodotto viene evoluto, quindi c'è un altro e ha portato le persone alla diciamo, la dipendenza di quello che è prendi qualcosa sempre di nuovo, cioè questo non permette alle persone, ai ragazzi di costruire dentro se stessi il pensiero del desiderio, cioè nel senso quando tu desideri un qualcosa, quando tu dentro di te hai un'evoluzione di pensiero in base alla quale vorresti quella cosa perché quella cosa ha un valore per te, eccetera, chiaramente fai delle elaborazioni, chiaramente costruisci dentro di te l'attesa, costruisci il senso della tua vita, no? Anche se in quel momento è il senso del prodotto che vuoi acquistare. Nel momento in cui e qui mi potrei riferire anche alla mercificazione della morale di cui ho parlato quando ho letto la lettera di Bauman. Nel momento in cui qualsiasi cosa tu vuoi avere, in qualche modo l'acquisti, però poi subito esce un qualcosa di nuovo, un qualcosa di più evoluto, quindi ti smorza, ti toglie il desiderio di un qualcosa che tu vorresti avere, di un progetto. Questo Massimo Recalcati parlava anche per quanto concerne il rapporto di coppia, nel senso diceva perché oggi ci sono tanti divorzi, perché ci sono tante separazioni,
perché si entra nel meccanismo, questo oggetto non mi dà più quello di cui ho bisogno, ne prendo un altro, no? E perché interiormente hai questa percezione di vuoto, cioè il vuoto da riempire. E come lo riempi? Inserendo sempre cose nuove. Non c'è più il discorso della costruzione, non c'è più la possibilità di dire con sacrificio, sia nei rapporti interpersonali che nei rapporti di acquisizione di prodotti di qualche tipo che per noi possono essere importanti, non c'è più il fatto di dire costruisco, sacrifico, mi metto in gioco per migliorare, per ottenere, per in qualche modo raggiungere quello che io desidero, no? Così come anche nelle coppie in sostanza. In pratica, se voi pensate, è lo stesso Stato che avvalora questo nel momento in cui nei casi di separazione o divorzio ha tolto la penalizzazione della fedeltà. Quindi praticamente oggi per le persone è tutto, diciamo, è lecito, nel senso che tu non vuoi più quella persona, la butti e ne cerchi un'altra. Magari con quest'altra inizi un rapporto, a un certo punto ti stanchi, la butti e ne cerchi un'altra. Non c'è, in qualche modo, non c'è la costruzione della tua interiorità. Quindi perché avviene questo? Perché abituati con il consumismo attuale, con i progetti che vengono, i prodotti, scusate, che vengono sempre più, come voi potete vedere, alla televisione, nei giornali, alla radio, a volte la comunicazione, ci sono sempre tante cose nuove, sempre il prodotto nuovo migliore dell'altro. Questo ormai ha messo le persone, i ragazzi anche, nella situazione di non dar valore a quello che hai, di aspirare costantemente a cambiare, aspirare costantemente a riempire quel vuoto, perché quel vuoto è costruito dal non desiderio. Io ritengo che sia molto giusto questo concetto di Massimo Recalcati dal mio punto di vista, perché questa frenesia, questo aspirare a, è una corsa infinita, è una corsa che non porta a nulla che possa essere di costruzione, bensì di cambiamento. La costruzione è data in qualsiasi senso, per qualsiasi cosa è data con un'elaborazione, no? Io ci penso, vorrei quella cosa, oppure quella persona, certe cose nel rapporto non vanno bene, quindi ne parliamo, vediamo, è fatica. È fatica e le persone non sono più disposte a fare fatica. Perché non sono più disposte a fare fatica? Perché non capiscono, non riescono più ad accettare il bello e la soddisfazione del dopo fatica. Oggi siamo abituati a vedere, a cercare su internet qualsiasi cosa, no? E ci sembra che tutto il mondo sia a nostra disposizione, vero? Ci sono tante informazioni che precedentemente potevamo fare una fatica enorme a venire a conoscenza. Venire a conoscenza anche di persone, di situazioni territoriali, c'era molto più tempo, c'era molto più tempo che necessitava per venire a conoscenza. Oggi è tutto immediato. Questo ci ha dato la percezione sbagliata dal mio punto di vista, di onnipotenza. Noi possiamo tutto, quindi questo non ci piace, cambiamo pagina, questo non ci piace, oppure questo ci ha stufato, prendiamo qualcos'altro, oppure con questa persona non provo più determinate emozioni iniziali, la cambio. Questo però dove porta? Io dico sempre, se tutto questo portasse la felicità, io sarei contenta, nel senso di dire, vedo persone felici, serene, tranquille e dico forse è giusto così, i tempi sono cambiati, ma siccome non vedo tutto questo, mi chiedo e chiedo alle persone che mi parlano di queste cose, chiedo, ma se una cosa è giusta che sia così, a chi ribadisce che questa è la realtà di oggi, è giusto vivere in questo modo, allora io dico, se è giusto, benissimo, allora è giusto che le persone vederle contente, felici, invece questo non avviene, vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? Vuol dire che comunque l'essere umano in quanto tale ha bisogno di un suo tempo, ha bisogno di un suo ideale, ha bisogno di un suo progetto, ha bisogno di costruirsi, ha bisogno di
elaborare determinati pensieri. E tante volte stare ore su internet chiaramente fa una stanchezza mentale, lo dico io che a volte io scrivo delle relazioni, leggo delle pagine per quanto concerne il mio lavoro, sono molto spesso su internet, però dopo hai questa sensazione di mente vuota che non ti viene voglia di fare altro, di leggere altro. Sarà la mia età matura? Non lo so, però non è che veda tanta gente culturalmente o intellettualmente elaborata a ragionarci dopo aver lavorato un giorno con il computer su internet. Forse sbaglio, non lo so. Fatto sta che in effetti questo malessere, questo disagio, questa infelicità latente, soprattutto a volte anche oltre negli adulti e negli adolescenti, dipende da qualcosa, no? Dipende da un non dialogo, dipende, cioè oggi i punti fermi sono diversi, per carità, purtroppo, come ho sempre detto, i genitori oggi si trovano in una situazione di dover correre, lavorare, perché la realtà odierna impone tutto un insieme di sacrifici. Però io credo che cercare di mantenere un dialogo, cercare di parlare di chi siamo noi, ci dimentichiamo chi siamo noi, perché se non parliamo non ci poniamo neanche il quesito di chi siamo, andiamo avanti a correre come ci propongono i media, come ci propone il consumismo e ci ritroviamo magari a casa a mangiare senza dire una parola perché uno legge l'iPad come si suol dire, un altro vede i messaggi del telefonino, quindi la nostra mente è rivolta altrove, ma non è che ci riempia, è un'apparenza, è un apparente riempimento, in realtà comunque ci lascia dei vuoti perché come diceva Bauman, noi diciamo che gli amici sono quelli, si diceva una volta che gli amici sono quelli che ci sono vicini nel momento del bisogno o nel momento in cui abbiamo esigenza di rivolgersi, di parlare, di confrontarci. Oggi gli amici possono essere 3000 su Facebook, quanti di questi sono amici? Quindi è un'apparente realtà, scusate, bisognerà reimpossessarsi della nostra realtà. Perché l'essere umano non cambia, l'essere umano ha sempre le sue emozioni, i suoi sentimenti, le sue pulsazioni, i suoi pensieri, può cambiare la realtà che è sociale, la corte di appartenenza, l'evoluzione diciamo proprio tecnologica, che quindi comporta un'elaborazione anche da parte dell'essere umano di determinati concetti. Però di fondo l'essere umano è fatto di emozioni, è fatto di sensazioni, di sensibilità, di considerazione di quello che è il mondo, le persone che lo circonda. Se eliminiamo questo, cosa ci rimane? Ci rimane un vuoto. E questo vuoto dove ci porta? A infelicità. L'essere umano è fatto per stare in comunità e quindi oggi che viviamo una società individualista è tutti uno contro tutti o uno da solo contro tutti. Non ci porta da nessuna parte, questo è un qualcosa che ci porta, ed è quello che un po' i romani, mi viene in mente quello che dicevano una volta i romani, no? Quando consigliavano il modo, le strategie dell'impero romano, non i romani ovviamente della città di Roma, le strategie di conquista, dividi ed impera. In effetti la nostra società, i nostri mass media, il nostro consumismo, che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire siate tutti soli, correte tutti ad acquistare, correte tutti a vedere le cose nuove, rimanete da soli, perché una comunità decide, una comunità pensa, una comunità può dire no, non ci interessa. L'individuo da solo per riempire il suo vuoto cosa fa? Compera, compera, compera. E poi inevitabilmente dopo che ha comperato non ha uno stimolo interiore per dire bene, questo mi riempie, perché viene subito fuori un'altra cosa e quindi il desiderio viene a mancare. Vi lascio con questa riflessione. Secondo voi è meglio confrontarci con delle persone, creare degli affetti, creare dei rapporti,
oppure è meglio confrontarci con delle macchine, con degli oggetti? Vivere per queste cose, vivere per questi beni materiali. Pensateci un attimo, che cosa ci appaga di più? Incontrare una persona che ci piace e scambiarci due parole o dire beh, casomai ci vediamo domani, andiamo a berci qualcosa insieme, o è meglio, o proviamo più emozione andare a prendere l'ultima cinepresa di nuova generazione e quindi portarcela a casa e guardarcela. Che cos'è che ci riempie di più? Buona giornata. Per qualsiasi domanda e informazione potete chiamarmi o scrivermi alla mia mail laura-sossi@yahoo.it. Il mio cellulare è 392 170 1936. Grazie, a risentirci. Avete visto ed ascoltato la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi.